Milan e Sassuolo si affrontano per la 10ª giornata del campionato di Serie A femminile Team Vision. Squadre divise da 2 punti, Milan secondo, Sassuolo terzo, sfida di alta classifica con un posto in Champions in vista. Piovani e Inzaghi e Ganz, due grandi ex bomber, si sfidano questa volta in panchina. È la prima occasione per Miyashi, che rischia di portare in vantaggio il Sassuolo dopo appena 3 minuti. Vola Korencova e mette il pallone in calcio d'angolo. Grande conclusione di testa qui della giocatrice giapponese del Sassuolo. Sassuolo che soffre poi la crescita del Milan, che colpisce una traversa con Dowie da ottima posizione su sponda di Tuceri Cimini. Il Sassuolo ci prova anche da lontano ancora con Miyashi, la giocatrice più pericolosa delle neroverdi. Qui però la parata di Korencova è relativamente facile. Si scatena Bergamaschi che semina il panico sulla destra, cross in mezzo per Tuceri Cimini, che si coordina bene ma non trova la porta. Poi Giacinti non ci arriva per un pelo e il match rimane inchiodato allo 0-0. Veramente una bella conclusione da parte di Tuceri Cimini. Ancora Bergamaschi, altro cross questa volta per Dowie, che irrompe sul pallone ma non riesce a indirizzarlo verso la porta avversaria, o meglio riesce, ma Lenzini è bravissima a metterci la gamba e a vanificare l'occasione per le ragazze rossonere. Il Milan cerca il gol del vantaggio nel primo tempo ma non riesce a trovarlo, allora si va a riposo sullo 0-0. Partita abbastanza equilibrata, anche se le rossonere hanno più possesso palla e giocano più in attacco rispetto al Sassuolo. Il secondo tempo si apre come il primo, e cioè con il Milan in attacco. Qui cross della solita Bergamaschi sul secondo palo, sbuca in tuffo Dowie, super parata anche di Lemay, pareggia i conti con Korencova. Poi l'azione sfuma, il Milan va però veramente vicinissimo al gol del vantaggio con la sua numero 10 fermata dal portiere del Sassuolo. Maurizio Ganz è comunque carico in panchina, così carico da togliersi anche la giacca, rimane in maniche di camicia, decisamente più coperto invece Piovani. Il Milan poi il gol del vantaggio lo trova al 56esimo, lancio profondo per Giacinti che arriva tu per tu con Lemay, che scivola, riesce comunque a toccare il pallone ma non a evitare che questo termini in rete. La gioia di Valentina Giacinti, capitano del Milan, che tocca quota 8 reti in campionato. Qui è bravissima a scattare, a prendere il tempo a Filangeri, è il tempo di guardare la porta avversaria e di battere il portiere avversario per il vantaggio del Milan. È un gol molto importante quello segnato da Giacinti, che sblocca il risultato al 56esimo. Per il Milan diventa più facile, il Sassuolo prova a reagire ma non riesce a rendersi pericoloso. Qui invece altra grande chance per Grimshaw, unico errore della partita di Miyashi, e il pallone che termina poi su una avversaria. Miyashi si riscatta poco dopo con questo calcio di punizione. Questa è la migliore occasione del Sassuolo. La giapponese su calcio piazzato colpisce il palo destro violento e pallone che sbatte sul palo, salvando Korencova, che a questo punto non avrebbe potuto farci granché. Reagisce ancora il Sassuolo con Abugeia che va vicinissimo al gol. La più giovane in campo, la 16enne, fa tutto bene, poi però svirgola il tiro al momento di concludere. Il Milan allora trova anche il gol del raddoppio. Tuceri Cimini da corner per la testa di Giorgia Spinelli, e dopo il gol valso 3 punti contro la Fiorentina mette lo zampino anche quest'oggi e realizza il gol del 2-0 che permette al Milan di giocare gli ultimi minuti più tranquilla. Ecco qui il colpo di testa del numero 21 che svetta sulle avversarie, salta tra Pirone e Filangeri e fa 2-0. Finisce così con il Milan che vince, rimane in scia della Juventus. Sassuolo sconfitto.